Mala del Tronchetto, la mafia c'era. È il verdetto della Corte d'Appello nell'aula bunker di Mestre che ha ribaltato la sentenza di primo grado, come già accaduto per i casalesi di Eraclea. La banda dei mestrini ex Mala del Brenta, dunque, era un'associazione mafiosa che voleva prendere il controllo di uno dei principali hub turistici, dedita a estorsioni, rapine e reati vari. I giudici hanno condannato i boss Gilberto Boatto a 29 anni e 3 mesi e Paolo Pattarello a 26 anni. Dai 136 anni complessivi del primo grado si passa dunque a un totale di 215. Saranno le motivazioni per le quali la Corte si è presa 90 giorni di tempo a spiegare il perché, mentre le difese hanno già preannunciato che faranno ricorso in Cassazione. Condannata anche Sara Battagliarin, che in primo grado era stata assolta perché i legali avevano convinto i giudici che non fosse a conoscenza delle attività del suo compagno Trabuio. 6 anni e 6 mesi, mentre il fratello del boss Dennis Trabuio 15 anni e 3 mesi e la madre Lucia Marazzi 6 anni e 8 mesi.